Una indagine che non finisce di riservare sorprese. La vicenda del hub di Cona, in provincia di Venezia, dove la cooperativa che lo gestiva avrebbe commesso illeciti a proposito del numero di migranti ospitati nella struttura, ovvero dando vita ad un meccanismo per cui si lucrava sull'eccedenza di persone accolte al fine di garantirsi maggiori contributi, sta rivelando una clamorosa connivenza tra istituzioni e gestori, nel senso che le prime, nelle figure specifiche degli interessati, avrebbero cercato di coprire l'azione dei secondi. All'interno del registro degli indagati, dove già figurano Simone Borile e la moglie Sara Felpati, ovvero il titolare della Edeco, ex Ecofficina e consorte, si aggiungono ora altri nomi illustri come il viceprefetto vicario di Padova Alessandro Sallustio, poi trasferito a Bologna, il viceprefetto vicario di Venezia Vito Cusumano, oggi prefetto a Bolzano, e la dirigente Paola Spatuzza. Nella prima fase dell'inchiesta era entrato con Borile e moglie l'altro viceprefetto vicario euganeo Pasquale Aversa, quindi trasferito in Sicilia. La Edeco gestisce i grandi numeri dell'accoglienza migranti in Veneto e Borile aveva creato un sodalizio con la prefettura di Padova nella persona di una impiegata che in cambio di lavoro per familiari, parenti ed amici assicurava al presidente della Coop un canale privilegiato per dialogare con l'ente padovano, il viceprefetto Pasquale Aversa nella fattispecie, a proposito della gestione dei migranti. La strategia della cooperativa era di stipare centinaia di persone in spazi non adatti, con una gestione piuttosto discutibile sotto ogni profilo, legislativo e sanitario in primis, estremamente remunerativo per Borile, che già ci aveva provato con il business dei rifiuti, garantita dalle soffiate della stessa prefettura nell'imminenza di controlli alle strutture gestite da Edeco, non solo l'hub di Cona, ma anche altri centri di accoglienza, distribuiti tra le province di Venezia, Padova, Treviso e Rovigo.